Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi sulle prime pagine. Naturalmente ancora gli occhi sono puntati sul Medio Oriente. Ieri è stata una giornata storica, la firma per la fine della guerra. E poi il ritorno degli ostaggi che hanno riabbracciato le loro famiglie. Allora andiamo a vedere subito il Corriere della Sera, l'apertura, pace a Gaza. Un giorno storico, come dicevamo, la gioia in Israele che accoglie gli ultimi 20 ostaggi vivi. La festa nella striscia per i prigionieri rilasciati. Trump firma l'intesa con Qatar, Egitto e Turchia. Presenti i leader europei. Il tycoon dice 3.000 anni per arrivare qui. E poi ci sono le parole del premier Meloni. Palestina, riconoscimento più vicino. E qui vediamo alcune foto della giornata di ieri, la festa, l'esultanza per la fine della guerra, per questa tregua appunto tanto agognata e vediamo una madre che riabbraccia suo figlio prigioniero per oltre 2 anni nelle mani di Hamas e poi il presidente Trump che insomma esprime soddisfazione per una trattativa fortemente voluta e condotta proprio dal Presidente degli Stati Uniti. Ma vediamo anche le altre notizie in prima pagina, la politica italiana, il voto delle regionali in Toscana, dove vince, anzi stravince Giani, scrive il Corriere, il candidato del centro-sinistra batte lo sfidante Alessandro Tomasi con il 53,9% delle preferenze, mentre Tomasi appunto che rappresentava la coalizione di centrodestra si ferma al 40,9%. PD e Fratelli d'Italia fanno il pieno di voti, ma le Leghe e Movimento 5 Stelle. E poi c'è un dato negativo che è quello dell'affluenza che crolla sotto il 50%, affluenza bassa anche in Toscana, così come nelle altre regioni dove appunto si è votato nelle settimane scorse. E allora andiamo a vedere all'interno del Corriere di oggi questa giornata storica. Trump in trionfo alla Knesset, Trump che ha partecipato appunto al Parlamento israeliano, ha detto un'epoca d'oro per la regione, poi gli abbracci con Netanyahu e l'ingerenza nei confronti del presidente israeliano Herzog, al quale si è rivolto Trump chiedendo la grazia proprio per Benjamin Netanyahu, accolto da una scritta di ringraziamento sulla spiaggia di Tel Aviv, visibile dall'Air Force One. Nei 65 minuti di discorso il leader degli Stati Uniti insiste: il conflitto non riprenderà. E qui alcune immagini appunto di Trump alla Knesset che poi ha lasciato per volare invece in Egitto a Sharm el Sheikh. La guerra è finita, le parole di Trump, war is over, Trump sbarca in Israele e viene accolto da eroe appunto in Parlamento. Un bel giorno, ha detto lui, l'ultimo atto è l'intesa poi siglata appunto dicevamo in Egitto tra il tycoon e i leader arabi. E poi c'è questo retroscena, Witkoff e Kushner che sono i due rappresentanti statunitensi appunto che sono stati inviati per avviare queste trattative e arrivare ad una tregua, e la mano stretta al capo di Hamas, così si sarebbe raggiunta l'ultima intesa. E poi dicevamo ieri giornata storica perché sono stati rilasciati gli ostaggi. Era uno dei punti previsti dal piano di pace appunto voluto da Trump, prima votato da Netanyahu, poi accettato da Hamas, i 20 ostaggi vivi. Gli ostaggi tornano a casa e adesso finalmente proveremo a guarire, dicono appunto, questa la gioia nei volti di chi per oltre 2 anni è stato nei tunnel della striscia di Gaza in attesa di poter tornare appunto alla propria vita e ai propri familiari. Le carezze e i sorrisi
nelle foto e nei video diffusi dall'esercito, gli abbracci con i familiari, i controlli in ospedale. I parenti dicono la lotta continuerà finché non rientreranno tutte le salme, perché in realtà ancora degli ostaggi invece che ormai sono deceduti, la maggior parte di loro sono ancora nelle mani di Hamas, soltanto poche salme sono state restituite alle famiglie. E poi la madre, simbolo che stringe il figlio, la mia battaglia anche contro Bibi. La vediamo, questa donna Einav che stringe a sé il figlio Matan, liberato appunto ieri. Dicevamo, dopo il discorso alla Knesset, il vertice a Sharm el Sheikh, il leader e i grandi per la pace. Hamas, forza di polizia temporanea. L'accordo a Sharm, Trump e il ruolo dei jihadisti a Gaza, gli elogi ad al-Sisi, Abu Mazen riabilitato sul palco. A novembre al Cairo si terrà la conferenza per la ricostruzione. Dopo la firma della tregua, adesso scatteranno la fase 2 e la fase 3, che appunto poi prevede la ricostruzione della striscia di Gaza. E qui vediamo i partecipanti, una parte dei partecipanti appunto al vertice di Sharm el Sheikh. Vediamo a destra Giorgia Meloni. Vediamo la prima pagina di Repubblica, anche qui ovviamente la giornata di ieri in apertura. Repubblica scrive: il Trump show per la pace, liberi 20 ostaggi israeliani e 2000 detenuti palestinesi, il presidente degli Stati Uniti accolto alla Knesset come un eroe, poi la firma dell'accordo a Sharm su Gaza e l'alba storica del Medio Oriente, Meloni pronti a inviare i soldati. E poi sempre sulla prima pagina il voto in Toscana, con la vittoria del centro-sinistra, bis di Gianni, Schlein è solo l'inizio, e poi tracollo della Lega. Andiamo a vedere all'interno questa notizia con Gianni che si riconferma governatore in Toscana, primato del PD che è il primo partito al 34,5%, Renzi che esulta perché supera il suo partito, i 5 Stelle, bis del presidente con 13 punti di distacco sull'avversario Tomasi, Conte per noi un percorso sofferto, Fratoianni dare stabilità alla coalizione. E poi dicevamo il dato dell'affluenza negativo, il dato che crolla anche in Toscana. Elly Schlein soddisfatta, dice solo l'inizio, ci davano già per morti, la scommessa della segretaria, mostrare che l'alleanza progressista può attirare i moderati, l'unità serve a giocarsela. E ancora, invece, sull'altro fronte, il centrodestra sconfitto, dicevamo, il candidato si ferma al 40,9%, ma c'è un dato che emerge, cioè il crollo della Lega in Toscana e soprattutto la Caporetto, scrive così Repubblica, di Vannacci, perché proprio al generale Matteo Salvini aveva affidato il ruolo per condurre queste elezioni regionali, per gestire queste elezioni regionali in Toscana. Quindi Caporetto di Vannacci, dietro il crollo della Lega, ha distrutto il partito. Dicono alcuni rappresentanti del Carroccio, montano le proteste contro l'eurodeputato, dentro appunto il partito inchiodato sotto il 5%, il sorpasso di Forza Italia e dell'ultrasinistra. Andiamo a vedere il Messaggero di oggi con ovviamente il titolo dedicato agli ostaggi che sono stati liberati, finalmente liberi. A casa i 20 ostaggi israeliani ancora vivi e i detenuti palestinesi, lo scambio, ricordiamo, ecco, non solo gli ostaggi che erano nelle mani di Hamas sono ritornati a casa, ma Israele a sua volta ha liberato appunto i detenuti palestinesi. A Sharm el Sheikh firmata la pace, il presidente degli Stati Uniti, occasione irripetibile. Si parla anche di manovra finanziaria, vediamo cosa prevede la nuova legge
di bilancio, taglio IRPEF, benefici fino a 200.000 euro, detassato il lavoro festivo e notturno. Queste alcune misure inserite appunto nel testo della manovra. Pensioni, proroga per quota 103, opzione donna e ape sociale. C'è anche un'intervista a Tajani che parla anche di manovra, dice adesso più fondi per la sanità, però non voteremo imposte sugli extra profitti, guai a spaventare i mercati. E poi il contributo chiave, il nodo risorse. Banche e governo cercano l'accordo, resta aperta la trattativa con le banche e si ragiona sul contributo. Lo vediamo meglio sul Sole 24 Ore di oggi, vediamo banche, c'è la tassa sui profitti 2023. L'idea è spingere appunto gli istituti bancari a versare subito un'imposta sostitutiva sui profitti 2023, investimenti delle imprese in vista il ritorno dell'iperammortamento. E poi Orsini, crescita cruciale, spingere investimenti per la competitività. Restiamo sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore, crescita assente dalla manovra, il governo ci sta lavorando. Queste le parole di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Vediamo anche la prima pagina del Resto del Carlino, con la pace sia con noi, titolo ovviamente di apertura, e poi la Toscana, Gianni tira il campo largo, bene il PD, flop di Vannacci. Vediamo nel taglio alto una notizia di cronaca: Bologna muore a 29 anni, Macerata sepolto vivo dalla ghiaia nell'escavatrice. Questo per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. E poi si parla di Cesare Paciotti, lo stilista scomparso 2 giorni fa, lo stile Paciotti, l'uomo che fece le scarpe alle dive. Una pausa, ritorniamo tra poco con ancora tante notizie, soprattutto quelle regionali. Vi aspetto. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ancora ben trovati, ripartiamo con il nostro sito, vediamo le ultime notizie, siciliaweb.it, naturalmente in primo piano c'è ancora l'omicidio a Palermo di Paolo Taormina, l'attacco conferma, leggiamo, Paolo freddato da un colpo di pistola. Omicidio del 21enne a Palermo ieri sera in 1000 nella marcia silenziosa per fare rumore. Qui vediamo appunto alcuni giovani con dei cartelli in mano: vivere è un diritto, non una scelta altrui, e ancora chi è stato, appunto leggiamo in questi cartelli. E poi fai la fine di Paolo Taormina. La frase shock, pensate che è stata pronunciata da un bambino di 9 anni. Andiamo a vedere questa notizia che arriva sempre da Palermo. Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina a pronunciare questa frase con riferimento appunto al 21enne ucciso a Palermo. È stato un bambino di soli 9 anni che frequenta la scuola Giovanni Falcone allo Zen, lo stesso quartiere dove vive il presunto assassino Gaetano Maranzano di 28 anni, che ha confessato di aver sparato sabato notte al ragazzo davanti al pub in centro città. A riferirlo è stato un insegnante della scuola Falcone al sit-in davanti alla prefettura, dove si è fermato il corteo appunto di ieri di 1000 persone che ha sfilato in una marcia silenziosa con le candele accese e i cartelli in alto per dire basta alla violenza. Andiamo a vedere adesso le notizie sulle prime pagine dei quotidiani e non solo. Ampio spazio dedicato naturalmente a questo ennesimo omicidio avvenuto a Palermo e le forti reazioni della società civile, ma vedremo anche che cosa succede, cosa succederà nelle prossime ore. Vediamo il Giornale di Sicilia, che proprio mette in primo piano oggi questa foto della manifestazione di ieri con i giovani che si ribellano a questi episodi di estrema violenza in città. Lo sparo mortale
e la fuga. Video e testimoni ricostruiscono l'omicidio di Paolo. Adesso è caccia ai 3 amici che erano nell'auto con l'assassino, quindi potrebbe non finire qui, oltre a Gaetano Maranzano, che appunto ha confessato l'omicidio di Paolo Taormina, che è stato anche inchiodato da un video delle telecamere appunto di sorveglianza della zona dove è avvenuto l'omicidio. Potrebbe non essere l'unico, ma potrebbero esserci complici. E poi, dicevamo, le conseguenze. Domani a Roma ci sarà un vertice con il ministro Piantedosi. Ci saranno Schifani e La Galla per chiedere maggiore sicurezza, opposizioni all'attacco. E poi interviste e analisi oggi all'interno del giornale di Sicilia, così come su Repubblica. Palermo, vediamo l'apertura, la violenza nel mirino, questo è il titolo, caccia ai complici del killer di Paolo Taormina. La sorella, pistola puntata pure su di me. Le misure allo studio di Piantedosi, più agenti e zone rosse. Piantedosi che fino a qualche mese fa aveva detto che Palermo era una città sicura, che non c'era bisogno appunto di schierare l'esercito, che comunque non era peggio, diciamo, di altre città italiane. Evidentemente qualcosa adesso sta cambiando, scusate, anche nella percezione da parte del ministro della violenza che purtroppo si verifica puntualmente in città. Nuova manifestazione, poi dicevamo in centro, viene raccontata anche da Repubblica Palermo. E poi lo Zen, uno dei quartieri più a rischio di Palermo, polveriera Zen, 200 armi in mano alle bande. C'è anche una intervista oggi alla procuratrice generale Lia Sava, che dice la politica deve fare di più, c'è troppo degrado. E poi il dolore dei parenti di altri giovani che hanno perso la vita per futili motivi, così come è accaduto all'ultimo a questo ragazzo di soli 21 anni. Ricordiamo Lino Celesia, che è stato freddato anche lui a colpi di pistola a 22 anni durante una serata in discoteca. Parla la madre che rivive questo dolore e dice basta vittime. Allora andiamo a vedere all'interno intanto l'omicidio di Paolo Taormina, che è stato ripreso in un video. Adesso è caccia al branco che era appunto con il killer. Nelle riprese gli schiaffi a un ragazzo e Maranzano che spara a Taormina. Conferma dall'autopsia. Il gruppo era di 4 giovani, 1 in caserma. Gli investigatori vogliono capire se la lite sia stata solo un pretesto per mettere in atto una vera e propria esecuzione. Qui vediamo appunto il luogo del delitto, ma anche un frame di questo video dove si vede appunto Maranzano che impugna la pistola che poi ha sparato contro Paolo Taormina uccidendolo, confermato, ricordiamo, dall'autopsia. E poi si parla anche dello Zen. Lo Zen è un quartiere dove una pistola costa 300 euro. L'assassino ha sparato con una delle armi che girano tra i casermoni acquistate nel dark web o parte del vecchio arsenale di mafia. 200 tra rivoltelle e fucili a disposizione delle bande criminali. Un proiettile costa soltanto €1. Ma c'è anche la faccia pulita dello Zen, delle persone che dicono basta alla violenza, che dicono no alla mafia, no alla criminalità e che invece vogliono vivere in un clima di legalità e di rispetto delle regole. Quindi la faccia pulita del quartiere, non lasciateci soli. Domani il ministro Piantedosi incontrerà La Galla e il governatore Schifani. Zone rosse e più agenti in città, queste le misure allo studio di Piantedosi. Sul tappeto il tema della dislocazione del personale. E poi dicevamo c'è oggi
anche raccontato lo strazio di chi non ha ancora avuto giustizia per la morte del proprio figlio. Parliamo per esempio dei genitori di Lino Celesìa, lo strazio dei genitori, basta vittime della Movida. Il malore di mamma Carmela dopo la notizia del nuovo omicidio, che dice: dopo 22 mesi aspettiamo ancora giustizia per Lino. Cambiamo argomento e parliamo invece di politica regionale, di centrodestra in un equilibrio precario. Ieri c'è stato un vertice di maggioranza a Palazzo d'Orléans convocato dal presidente Schifani dopo il voto in aula della manovra quater, un vertice che è durato oltre 3 ore. Allora il centrodestra prova a ripartire. Incarico a Iacolino appeso a un filo. Tante frizioni all'interno della maggioranza sono nate proprio a causa delle nomine volute dal presidente Schifani. Vertice di maggioranza, Fratelli d'Italia chiede la testa del direttore della sanità, ma lui non vuole dimettersi. Nessun cenno a uno Schifani bis. Oggi Repubblica Palermo parla di pace tra gli alleati, però con i coltelli tra i denti. Andiamo avanti a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud. Naturalmente c'è il Medio Oriente in primo piano anche qui, ma poi vediamo l'altra notizia che ha sconvolto Palermo e non solo: ha ucciso mio fratello con un colpo alla tempia. Queste le parole appunto della sorella di Paolo Taormina, che ha detto: ha puntato l'arma anche contro di me. Diversi testimoni hanno segnalato il profilo dell'omicida, ma restano ancora dubbi sulla dinamica del delitto. Vediamo nel taglio basso un'altra notizia, si parla di calcio e soprattutto della vicenda giudiziaria della CR Messina. Il giorno della svolta societaria si aprono le buste per rilevare il ramo sportivo. Alle 11:30 in tribunale si parte dall'offerta di Racing, attesa spasmodica dei tifosi per gli sviluppi dell'avviso pubblico definito dal curatore Maria Di Renzo. Base d'asta 210.000 euro per il futuro appunto del Messina Calcio. Restiamo sulla Gazzetta del Sud per vedere un'altra notizia. E la troviamo, ecco qui nel taglio basso, il suicidio di Stefano Argentino è quel ragazzo che ha ucciso la collega di università Sara Campanella a Messina e poi si è tolto la vita in carcere. Consulenti al lavoro, lui si è impiccato appunto nel carcere a Messina. I 2 consulenti della procura devono accertare, in base ai quesiti posti dalla PM, se il comportamento del personale penitenziario che seguiva Argentino sia stato conforme, se i terapeuti si siano attenuti a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e se sul corpo di Argentino siano riscontrati segni di abusi sessuali che potrebbero essere avvenuti in carcere. Vediamo la Sicilia di oggi, la prima pagina. E allora naturalmente ci sono le notizie internazionali e nazionali, ma Palermo in primo piano, la prova dell'omicidio in un video, l'inchiesta, l'autopsia, ucciso da pistola, città di nuovo in piazza, il focus, la mala movida in Sicilia. E poi vediamo vicino un tentato femminicidio a Canicattini Bagni nel siracusano, grave, una 33enne accoltellata dall'ex, l'aveva denunciato poche settimane fa. Andiamo a Pozzallo invece, nel Ragusano, armi da fuoco contro migranti in acque libiche, un ferito grave. Ieri sbarco appunto di oltre 170 migranti a Pozzallo. I migranti sono stati attaccati dalla guardia costiera libica. Alcuni di loro avevano delle ferite di arma da fuoco, il più grave appunto era in coma perché gli avevano sparato in testa. Andiamo a vedere le prime pagine di Catania.
Allora vediamo la prima pagina di Catania della Sicilia. Piazza Montessori, il mercatino tra caos, grandi affari e abusivi. Oggi il reportage della Sicilia tra le bancarelle dopo l'annuncio di una stretta da parte del comune. E poi giunta Trantino, vediamo sotto, nuovi grattacapi per il rimpastino dopo le dimissioni di Paolo La Greca. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Palermo, naturalmente l'omicidio di Paolo Taormina in primo piano. Via Machede abbandonata, i residenti incontrano i politici ogni giorno, crack, alcol e liti nel pomeriggio, il confronto, quindi il tema della sicurezza appunto fortemente sentito in questo momento più che mai dalla cittadinanza a Palermo. Ci fermiamo con questa notizia, grazie per averci seguito, vi ricordo che la rassegna stampa ritorna domani mattina.